discorso viabilità, un flash, poi andiamo in chiusura con un Eh, minuto e mezzo ciascuno. esatto, mi ha fatto un assist non da poco perché non posso che condividere il fatto che anche la consigliera Mosco si dimentica che forse la Lega è da qualche anno che governa il Veneto e decide la mobilità in Veneto, decide anche i Sono un po' debiti del due piani un po' Veneto. diversi, No, forse no, no, guardi, l'amministrazione locale il piano è gestisce. completamente lo stesso, glielo dico subito qual è. Il PUMS La è Lega in stato approvato Veneto ha deciso lunedì, di è stato dotato nel investire 2020, miliardi votato di euro in una 2025. mi lasci parlare, poi lascio parlare anche lei, mi scusi per correttezza. Allora, la Lega in Veneto ha deciso di fare investimenti enormi su una pedemontana veneta che poteva essere tranquillamente una superstrada convertita in superstrada, soprattutto per chi vive come me nell'Alto Vicentino, quindi da Tiene a Bassano. È stato fatto un disastro che è costato follie. Abbiamo visto non poche settimane fa gli articoli uscire del bilancio della Pedemontana Veneta che è fallimentare ed è a debito, quando in Veneto venivano proposte Sono due ancora piani progetti uguali, anche quello che di sto bei un dicendo po' di io con anni lui fa uguali di proprio, metro. due piani uguali. No, Bosco, No, sentiamo. no, guardi Sì. che se uno investe in fare un'autostrada, quando c'erano progetti anche di metropolitane di Pensi che superficie che attacchi univano con i me? grandi centri e portavano le persone a muoversi semplicemente senza spostare le macchine, si potevano fare molte cose. Ricordo che la Regione Veneto ha molto potere su queste cose, sugli spostamenti grossi nodali del Veneto, ma anche agli spostamenti all'interno delle province. Ci sono delle cose che dovevano essere pianificate nel tempo e non sono state fatte. È ovvio che adesso uno dice, nel comune ho un problema. Sì, però se ci sono i centri commerciali che crescono come funghi in tutto il Veneto, non è colpa del comune di 3.000 abitanti se nascono i centri commerciali. C'è stata una pianificazione che ha reso possibile questo. E quando si votava per permettere che questi centri commerciali nascessero, non c'era nessuno di quelli che governava del vostro partito che pensava che forse un danno ai piccoli negozi si sarebbe accaduto. Nessuno lo aveva pensato o c'era qualcos'altro sotto. Perché guardate che lo stesso sta accadendo con la sanità. Il Veneto, è stato facile in passato guidare un Veneto ricco, però quando arriva la crisi, chi ha governato fino adesso e ha speso i soldi come credeva Dio, ha speso legittimamente i soldi perché governava ed è stato votato per quello. Però adesso, quando arriva la crisi, si tirano le somme e si vede che forse chi ha governato non ha governato come avrebbe dovuto un buon padre di famiglia. Perché ci sono certe cose che stanno andando allo sfascio in Veneto, su una regione ricca come la nostra, e poi noi facciamo sempre l'esempio guardando il sud Italia e non guardiamo altre realtà europee dove il stile di vita è molto ma molto maggiore del nostro. Basti guardare le ultime classifiche sul benessere dei cittadini, anche quello sentito dai cittadini. L'Italia è il fanalino di coda in Europa. Quindi ci sarà qualche autocritica da fare o è sempre colpa degli altri?